La Serenissima nella storia della vaccinazione. Come vi ho raccontato in altre lezioni, la Serenissima fu leader nella prevenzione della peste e nell'adozione di misure per contenere il contagio, inventando i lazzaretti o inventando la tracciabilità. Davanti però ad una malattia del tutto particolare come il vaiolo, la Serenissima e gli altri stati dovettero calibrare un tipo di intervento completamente diverso da quelli che avevano adottato nei confronti della peste. La peste si spostava, era letale, aveva un'alta letalità, era veloce nel far morire le persone, ma soprattutto si aveva la percezione che arrivasse da paesi stranieri, con le merci, con le navi, con i mercanti. Il vaiolo invece era una malattia molto più subdola, intanto era un virus. Il vaiolo confluente, di cui vediamo una manifestazione cutanea confluente appunto, si manifestava con stati febbrili e con queste pustole che poi si trasformavano in croste, poi nella migliore delle ipotesi, quando si guariva, lasciavano delle tracce indelebili sul corpo e nella peggiore delle ipotesi portavano a morte. Non abbiamo delle statistiche sicure, alcuni parlano del 20% di mortalità, altri parlano del 15%, ma a noi interessa capire che l'atteggiamento nei confronti del vaiolo per forza doveva essere diverso rispetto a quello della peste, perché anche se la manifestazione poteva essere endemica, cioè scoppiava e si spostava da una nazione all'altra, però dei focolai erano sempre presenti e si era anche capito che chi aveva preso il vaiolo una volta nella vita poi non lo prendeva più. Vi erano due forme di vaiolo, quello confluente, di cui abbiamo le immagini, e una forma più lieve che spesso era confusa con altre malattie meno gravi come il morbillo o la scarlattina. Cosa interessante è che da molti secoli il vaiolo era conosciuto, era stato descritto da Rhazes nel IX secolo, era conosciuto in Cina dagli arabi, anzi queste popolazioni adottavano il sistema ispirato più a un tipo di concezione magica più che scientifica. La magia cerca di contrastare per esempio le malattie con la similitudine e con la contiguità. Cosa facevano questi orientali? Trituravano le croste del malato di vaiolo in polvere sottile, la mettevano in un pezzo di canna di bambù, chiudevano agli estremi la canna di bambù, la appendevano al collo, quindi a temperatura corporea, e la inalavano. E così inducevano uno stato della malattia non grave, ma un tipo di malattia che consentiva loro di immunizzarsi. A loro quindi non conoscevano i laboratori, ma questo era un concetto magico di assumere il nemico, addomesticarlo per poterlo vincere. Questo sistema venne dall'Oriente verso Occidente, tant'è che un medico di origine veneziana, nato a Cefalonia, allora Cefalonia era veneziana, Jacopo Pilarino, e aveva studiato a Venezia, si era laureato in giurisprudenza e era un medico viaggiatore. Nel Settecento vi erano tre tipi di medico: il medico condotto, il medico delle arti, il medico libero professionista, il medico venturiere, come lo definisce uno scrittore del Settecento, tale Garbini. Il medico venturiere è uno che va all'avventura, ma è un medico che studia le varie civiltà, che cerca di cogliere dalle varie culture mediche quello che è il meglio e gira
per le piazze, è il medico anche che è consulente, come nel caso del Pilarino, di notabili. Fu per esempio il nostro Pilarino medico di Ismaele Agha in Candia, fu protomedico del principe di Valacchia e nel 1688 addirittura passò al servizio di Francesco Morosini, il peloponnesiaco, l'eroe della guerra di Candia. Poi il nostro medico Pilarino si trasferì anche in Germania e in Russia, dove fu medico addirittura di Pietro il Grande. A Smirne venne nominato console della Repubblica di Venezia e lì chiese di poter spostarsi a Costantinopoli, ma nel 1715 per problemi cardiaci chiede l'esonero dal suo incarico, torna in patria, va a Padova e muore 3 anni dopo. Ma questo medico venturiere osserva anche quelle che sono le caratteristiche di alcuni popoli come i Circassi, i quali per difendere i loro figli dal vaiolo prendevano con un coltello, immergevano la punta nella marcia, cioè nel pus di un vaioloso, della pustola di un vaioloso, e scarificavano e mettevano quel liquido immondo all'interno di una ferita che facevano ai loro figli. Questi contraevano in forma lieve questa malattia che poi non avrebbero mai più contratto e quindi la forma lieve avrebbero potuto guarirla molto facilmente. Quando il Pilarino torna in patria, pubblica anche un libro in cui descrive questa pratica, nova et tuta variolos excitandi per trasplantazione methodus, cioè un nuovo metodo di eccitare, di creare le vaiole per trapianto, da poco inventato, e quindi dice un modo per rendere immunia dal contagio tutti i corpi. Viene pubblicato, come vedete, a Venezia presso Gabriele Herz, però resta lettera morta. In realtà l'Università di Padova e il sapere medico codificato non vede con buon occhio queste pratiche, che ritiene essere di contesti selvaggi e quindi ritiene non appartenere alla sfera del sapere medico paludato. Quindi questa lettera morta che resta nel Veneto e a Venezia viene invece vivificata e colta da una lady che aveva nome Mary Wortley Montagu, la quale aveva sposato Edward e il marito viene nominato ambasciatore straordinario alla corte di Costantinopoli. Siamo il 7 aprile 1716. La moglie segue il marito. Mary nel 1715 aveva avuto il vaiolo che aveva lasciato delle tracce sul suo corpo e aveva perso anche un fratello a causa del vaiolo. In questo inizio del Settecento, infatti, si diffonde in maniera epidemica questa malattia e si diffonde veramente in maniera terribile nei paesi inglesi e poi passa in Europa e nuovi focolai si attivano in tutta Europa, in Italia. Siamo nel periodo in cui i filosofi si occupano anche delle culture straniere con un occhio, uno sguardo più attento, più aperto, e quindi anche la nostra Lady Mary Montagu comincia a viaggiare intorno a Costantinopoli, intorno alla sede dell'ambasciata del suo marito, e scopre che le madri circasse, appunto, inoculano il vaiolo per proteggere i loro figli dalla malattia. Conosce a Costantinopoli un altro medico che è allievo di Pilarino, si chiama Emanuele Timoni, anche lui è di origine italiana e l'aiuta a partorire la sua seconda figlia. Il Timoni inocula anche il bambino della Lady Mary che ha 6 anni. Quindi Lady Mary sperimenta su suo figlio per prima
questa prima occidentale, questa inoculazione, poi però è richiamata in patria. Nel frattempo, oltreoceano, a Boston, c'è un reverendo puritano, 1721, si chiama Cotton Mather, e notate, è un reverendo che è impegnato nella caccia alle streghe di Salem. Quindi non una grande apertura intellettuale, è un reverendo, un religioso oscurantista al massimo, ma scopre che uno dei suoi schiavi neri non ha contratto il vaiolo. Siamo anche lì in piena epidemia di vaiolo. E perché non lo ha contratto? Perché si è immunizzato con il rito dell'inoculazione. Allora fa inoculare dal dottor Boylston suo figlio e 2 schiavi neri. Visti i risultati positivi, avvia con tutti i colleghi reverendi puritani una campagna di vaiolizzazione e cerca di convincere anche la Royal Society di Londra a fare altrettanto. A Londra, nel 1721, stesso anno, siamo in piena epidemia di vaiolo. È tornata Lady Mary Montagu e fa inoculare anche la sua secondogenita e fa pressioni con la corte di Londra, tant'è che i sovrani fanno sperimentare l'inoculazione su 6 condannati, 3 uomini e 3 donne, dai 2 medici, Sloan e Maitland. L'inoculazione mediante la scarificazione sulla coscia e sul braccio destro fu reiterata il giorno dopo. I 5 contrassero la malattia in forma lieve, di 6, 1 non la contrasse. Un'altra condannata venne obbligata a insufflare nel naso la polvere di croste di pustole vaiolose, come facevano nella tradizione orientale. E infatti anche lei contrasse una forma ma lieve di vaiolo. Una delle condannate fu costretta ad accudire un bambino di 10 anni malato, ma non contrasse l'infezione. Quindi, grazie a tutte queste verifiche, ecco che la famiglia reale e i nobili inglesi cominciano ad adottare la inoculazione per cercare di prevenire le forme più gravi di vaiolo. C'era voluta Lady Montagu perché la Royal Society di Londra fin dal 1700 era informata del metodo cinese e degli studi di Pilarino e di Timoni. Però nel 1746 addirittura in Inghilterra si crea un ospedale per l'inoculazione, quindi la campagna di inoculazione in Inghilterra comincia veramente ad essere applicata su ampia scala. Che cosa succede in Europa? In Europa ci sono non poche resistenze, però d'altro canto ci sono anche molte nuove presenze culturali e intellettuali che sono i filosofi, sono gli illuministi. Non dimentichiamo Montesquieu, scrive le Lettres persanes, c'è questo nuovo atteggiamento nei confronti delle altre culture e civiltà che non sono più viste con un occhio intollerante e di supponenza. Nel 1748 in Europa, in Olanda in particolare, l'inoculazione viene introdotta da Théodore Tronchin, che la promuove anche a Ginevra, che è la sua città natale, nel 1750. A Livorno vi è una grossa comunità di inglesi, i quali introducono l'inoculazione per i loro figli e quindi ecco che cominciano a sensibilizzare anche la popolazione livornese. Quindi nel 1755 in Toscana ecco che nell'ospedale della Scala di Siena vengono provati, sperimentati degli innesti pubblici dal dottor Peverini. E nel 1756, l'anno dopo, nell'ospedale degli Innocenti di Firenze, ecco che si inoculano 6 fanciulli. Sarà Giovanni Targioni Tozzetti a redigere le relazioni sull'innesto del vaiolo. Sono questi gli anni in cui si diffonde l'epidemia di vaiolo in Toscana in maniera molto forte e quindi Angelo Gatti, che è un altro medico che insegna a Pisa, comincia a perorare questa pratica di inoculazione e si sposta anche alla corte del re di Francia, diventerà anzi un consulente del re di Francia. Ma nel Veneto e nei domini veneziani che cosa è successo?
A Cefalonia, in Istria e nelle isole Ionie la pratica si era già stata introdotta dall'Oriente, era già diffusa da secoli. E a Pirano, nel 1758, il chirurgo Centenari aveva inoculato 150 persone. Quindi, da una parte, arriva la pratica dagli inglesi, dalle elite inglesi, d'altra parte, da Oriente, arriva agli stati veneti, invece per via più popolare, per via più capillare, meno clamorosa, altisonante. L'Università di Padova, con Antonio Sbalisnieri, si oppone a tale pratica. A Venezia furono favorevoli invece l'intellettuale Francesco Griselini e il medico Pietro Orteschi. Non solo, ma tutte le riviste più importanti dei savant e i filosofi si occupano di questa pratica. Diventa un fatto culturale, perché l'Occidente accetta di mettere in atto un tipo di sistema sanitario e medico che non ha niente a che fare con la medicina tradizionale. E quindi anche il potere medico paludato viene messo in discussione, o comunque diciamo che dovrebbe piegarsi ad una pratica che non ha inventato. La Condamine, Charles Marie della Condamine, il famoso matematico e filosofo, nel 1754 presenta una memoria all'Académie des Sciences in Francia. Cesare Beccaria è favorevole, Giuseppe Parini addirittura scrive un'ode all'Innesto del Vaiolo dedicata a Giovanni Maria Giuseppe Bicetti de Puttironi, che era un medico che l'aveva messa in pratica e che viene compensato anche da Maria Teresa d'Austria. Maria Teresa d'Austria nel 1768 fa inoculare tutti i suoi figli, ne aveva una caterva, però adotta questo sistema dell'inoculazione. Ecco quindi tutta l'Europa ne parla. Pietro Verri dedica l'ultimo numero del Caffè nel 1766 all'utilità dell'inoculazione e ci dice anche che in Europa di 24.167 inoculati solo 19 sono morti. A Venezia, Pietro Orteschi fonda nel 1762 la Gazzetta d'Oltremonti, che diverrà il giornale di medicina, primo giornale italiano di aggiornamento medico. Quindi, vedete, la medicina comincia a avere posto prima nei giornali filosofici, nei giornali letterari, e poi comincia anche a occuparsi di diffondersi attraverso la stampa per l'aggiornamento medico, grazie ad un medico veneziano che è Pietro Orteschi. Ma la Repubblica e il Magistrato alla Sanità che cosa fanno? Alla vertice del Magistrato alla Sanità c'è Giovan Battista Paitoni. È un uomo che si è laureato a Venezia, laurea a Venezia, poteva laureare 8 medici all'anno, quindi è un medico che è stato allevato al governo della sanità nel seno della scuola di Venezia e è un medico aperto, grazie ai suoi carteggi, a tutte le esperienze internazionali. Quindi nel 1768, con l'aiuto di Francesco Vicentini e del chirurgo Francesco Novello, fa partire il primo esperimento di inoculazione sperimentale del vaiolo all'ospedale dei mendicanti. Su putti, 5 putti della Pietà, 2 putti dei mendicanti, 15 ragazzi del popolo. Si pensava inizialmente di invitare solo popolani, ragazzi del popolo, ma proprio nel momento in cui dovevano presentarsi all'ospedale dei mendicanti, sulla fondamenta si piazza un uomo che grida ai genitori che portano al macello i loro figli e allora molti se ne vanno, tant'è che devono recuperare appunto 5 putti della Pietà e 2 dei mendicanti. In totale 22 ragazzi da 2 anni e mezzo a 11 anni. Il ricovero programmato era per 36 giorni e si tenne un diario accuratissimo di tutte le situazioni febbrili, di tutti gli stati patologici che si erano manifestati giorno per giorno.
Si manifestò in 13 una forma lieve di vaiolo, in 9 non si manifestarono per niente sintomi. Si erano accattivati i genitori dei figli del popolo con offerte in denaro, con ovviamente vitto e alloggio gratis per i figli, che non era cosa da poco, e anche con degli abiti in regalo. Ecco, questo era il sistema dell'inoculazione, che poteva avvenire o per puntura o per scarificazione con quella macchinetta a destra. E questa poi era la bolla che si sarebbe creata. Cosa interessante è che quando si operarono questi esperimenti, poi si fecero dei proclami a stampa perché tutti i professori di medicina e chirurgia, niuno eccentuato, che in pubblici o privati luoghi di questa città facessero a qualunque persona nel nesto del vaiolo, abbiano a tenere un distinto registro dei nomi, cognomi, età degli inoculati, dell'esito dell'operazione, per poi mensilmente, in iscritto e con loro giuramento, portare a questo magistrato la precisa relazione. Sarà pure obbligato ogni medico e chirurgo mensualmente riferire nel modo stesso a questo magistrato le cure e assistenze prestate a tutti quei che naturalmente attaccati fossero dal vaiolo, annotando la guarigione o con essa le deformità che avessero contratte o la morte. Quindi si doveva monitorare tutti gli inoculati per capire come poi si sarebbe evoluta la situazione, in bene, con la guarigione completa, oppure negli esiti anche più infausti. Dal 1868 al 1774 si eseguirono ben 12 sessioni di inoculazioni su un totale di 295 ragazzi, con una media di 24 ragazzi alla sessione. C'era però un problema, il problema della disciplina. Il problema che certi popolani magari presentavano più volte i ragazzi, perché così potevano essere mantenuti gratis per un po' di tempo, ma questo vabbè si ovviava registrandone i nomi e quindi cercando di controllare che non fossero presentati 2 volte, ma soprattutto il problema di disciplina. Molte volte questi ragazzini erano terribili e non si riusciva a trattenerli. E quindi ecco che ci fu un tipo di situazione innovativa da parte del magistrato della sanità. I morti di vaiolo intanto nella città di Venezia, proprio durante questi esperimenti, dal 1769 al 1776, rimasero alti, perché eravamo in piena epidemia. Quindi ne morirono 674 lattanti, altri, cioè dai 2 anni in su, 1193, morirono, guardate, dal 69 al 76, quindi in 7 anni, per un totale di 1867 ragazzini. Nel 75 ecco che ancora si adotta un nuovo sistema che, se vogliamo, è abbastanza geniale. Allora, il 28 ottobre si farà la solita inoculazione del vaiolo all'ospedale dei mendicanti, onde i padri di famiglia e altri che volessero approfittare di sì utile operazione restano eccitati a presentare nel detto luogo il giorno 16 di ottobre i loro figlioli, dove, ricevuti che siano al numero di 60, verranno mantenuti e trattati per tutto il corso dell'operazione senza aggravio e spesa alcuna dei suoi con paterna carità e vigilanza. Quindi si passa da 24 per volta addirittura a 60, ma i problemi appunto si moltiplicano, i bambini continuano a morire, soprattutto i lattanti. Vedete, quello è un registro in cui si registrano i morti di tutti i veneziani giorno per giorno, e quindi è possibile anche verificare, il magistrato della sanità verifica i decessi e può raggruppare per categorie. Bene, il numero di lattanti è abbastanza elevato, ecco che quindi si adotta una nuova soluzione. Ignazio Lotti, protomedico del magistrato della sanità, nel 1794 decide che non si portino più a fare l'inoculazione
all'ospedale dei mendicanti, ma in una casa a Santa Margherita. Si crea cioè un albergo per inoculare i lattanti fra i 2 e i 20 mesi con 74 letti. La degenza sarà di 24-28 giorni, contro i 30-40 e più giorni che si applicavano all'ospedale dei mendicanti. Ci saranno minori spese di vitto, nessun problema di disciplina perché i bambini sono più piccoli e vanno con le loro mamme, e il compenso sarà di 11 lire, 2 pannolini e un abito per la madre o per la nutrice che li accompagna. 11 lire e un abito per i ragazzi. Ecco, quindi vediamo che questo sistema è un sistema che è accattivante, perché nell'aprile del 1794 si presentano per i 74 letti 57 lattanti e 73 fanciulli, quindi si presentano moltissimi popolani. Questa domiciliazione, se vogliamo, non è una domiciliazione perché gli danno un letto, ma è un sistema per far sì che i bambini vengano con qualcuno dei loro cari. È un sistema molto, molto valido che funziona, ma siamo nel 1794 e siamo ormai vicino alla fine della Repubblica. A sinistra voi potete vedere un proclama con tutti i nomi dei bambini inoculati che veniva distribuito a tutti i medici in modo da poter seguire il decorso in tutte le zone di Venezia attraverso tutti i medici. Dicevo 1794, ma qualcuno sta scoprendo in Inghilterra che le donne che mungono le vacche che hanno il vaiolo non contraggono il vaiolo stesso, o contraggono una forma di malattia molto molto lieve e sono immuni. Ecco quindi che nel 1796 Edward Jenner esegue la prima vaccinazione su James Phillips di 8 anni, cioè l'inoculazione da una pustola di una vacca malata di vaiolo a un uomo. Quindi la forma di vaiolo questa volta, ecco, non sarà più inoculazione ma si chiamerà vaccinazione. La forma di vaiolo che il bambino contrae sarà molto molto lieve. Tutta la pubblicazioni satiriche si scatenano. Come vedete viene ritratta una donna che si sta vaccinando e tutte delle trasformazioni di uomini che diventano, cui sbucano degli animali, le corna e così via. E questa è una delle tante critiche più ironiche alla vaccinazione, che però comincerà ad avere molta fortuna, anche perché intanto l'innesto era stato molto criticato. Alcuni sostenevano che l'innesto diffondeva ancora di più la malattia perché si induceva un tipo di contagio che era ancora più facile da prendere e quindi che l'inoculazione rischiava di essere assai peggiore della malattia in sé e perché accelerava i ritmi di diffusione. Con la vaccinazione invece si ebbe la prova contraria. Ecco quindi che poi la batteriologia e la microbiologia moderna svilupparono le loro ricerche con Louis Pasteur e con Robert Koch, che applicarono queste scoperte scientifiche a nuove frontiere della scienza, ma soprattutto le guerre mondiali e il colonialismo diffusero nel mondo le vaccinazioni, tanto che il vaiolo fu eradicato completamente. Per quanto riguarda la Repubblica, finì la sua storia nel 1797. Ciò che possiamo ricordare è appunto questa sensibilità nei confronti di un'organizzazione che cercò di essere capillare, cercarono di togliere dall'ospedalizzazione la cura e la sperimentazione dell'innesto del vaiolo e cercarono di utilizzare soprattutto i piovani, le parrocchie, la sensibilizzazione culturale. Ovviamente lo scopo era quello di applicare queste modalità di prevenzione al popolo, perché tanto chi ne aveva la possibilità già lo faceva.
e quindi il motto Salus Populi Suprema Lex Esto, cioè la salute del popolo sia la suprema legge, fu applicato anche per quanto riguardava l'inoculazione del vaiolo. Per quanto riguarda le leggi della sanità della Repubblica, le sono state pubblicate grazie alla Regione del Veneto in questi volumi che vedete, e alcuni approfondimenti li potete trovare nel mio libro I mali e i rimedi della Serenissima, per ora esaurito, ma che trovate in biblioteca. Grazie.